Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Un mondo bello e antico, questo del suo canto a quattro parti, a quattro voci de hominis in Sardegna, questo canto a concordo e oggi uso a questionare, usa vidi, commenti sa vitalità di questo canto, commenti giovani su partecipano, commenti bio ancora in Sardegna questa moda, con due professori, Luigi Oliva, Gigi Oliva, che è intanto etnomusicologo, è suo direttore artistico del suo canto a traggio del suo coro de Bosa, sa città di onda arriba da Gigi Oliva, ma va di un montone di cose, se volete vicepresidente dei campus, Sighidi, poi sul conservatorio de Casteddu, Pierluigi da Palestrina, corso su de musica tradizionale della Sardegna, europea, extraeuropea, e collabora con l'Università di Casteddu, questo socio Muse dell'Università di Casteddu, ha un disapportato a registrare questa lezione che io ogni gira tenidi in questo luogo e poi questo torno grazie e saluto pure su professori ordinari di etnomusicologia dell'Università di Casteddu, su professori Ignazio Macchiarella che è il direttore dell'Abimus di tutto questo mondo che studia sa musica in Sardegna. Dunque sapere i commenti imparano da voi, i giovani vogliono imparare, vogliono conoscere meglio su questa teoria, vogliono fare prove, entrare in questo mondo del suo canto a concordo, del suo canto a traggio, del suo canto a quattro voci e a quattro parti. E dunque sarà spiegato tutto in questa lezione su professori Luigi Oliva, prima però usa comprendere meglio su caliesti questo mondo antico della polifonia arcaica della terra cosa nostra, grazie a questa scheda che ha preparato su professori Marco Luzzu, il 78 etnomusicologo dell'Università di Casteddu e Maria Barca dall'Igia Bonoso. E poi entrato un pari in Università di Casteddu in questo luogo che è stato ospitato e che ospita da ogni gira in lezioni di questo canto debatti di Luigi Oliva. In sofferta formativa dell'Università di Casteddu accattano con me da materie musicologicas. In sa facoltà de scienze umanistiche è possibile studiare sia da sa musicologia storica sia da sa etnomusicologia, con mastro dedicato a sa musica e a sa poesia della tradizione sarda. Sosi studentes tenen fins a sa possibilità de dare parte de muse, un associo di Ateneo che creda che crescere sa pratica e sa cultura musicale e sa comunità accademica. Tra le attività che sono andate armenzo in sos ultimos annos, veste sul laboratorio de su canto a Battorboghese, con su mastro Luigi Oliva. Luigi Oliva è un cantore e ricercatore, mastro di etnomusicologia in su conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Casteddu. Nasco in Bosa, essere riconosciuto un mastro in su canto a traggio, su canto a Battorboghese e sa tradizione desa vita desa planargia. In suo laboratorio de Mastro Oliva bisogna studentes e studentessas che tenen opportunità di conoscere sa bellezza di su canto a Battorboghese, sa forma di polifonia più sconnota e sa tradizione sarda. E dunque in questa puntata di oggi su un Casteddu, in sa sede di questo sozio Muse, poi in noi si impara, si studia, si questiona, sceglie, canto a quattro voci e usa intendi sul maestro. È un di Gigi Oliva, una bella cosa bella di isso, di questo maestro, e poi Gigi Oliva sa raccontare commenti che fadesi lezioni di noi, commenti chi di fonti scientifici che studiano a suo canto, prima in università e poi in noi in questa sede de Muse. Cominciamo a conoscere questa sede, su sozio, su presidente, chi ne è, come funziona. Bene, benvenidos. Grazie. A sede de Muse, grazie di essere benvenuti. Sì, come hanno detto, su sozio Muse si occupa di musica
a 360 gradi si narra in italiano. No? D'ogni qualità di no, musica. d'ogni Infatti qualità di noi musica. c'è batteria, tastiera, c'è d'ogni qualità di cose, sì. lo fai in musica sempre, lo fai in musica. Però questa cosa che è importa umano, conosco, su i testi, sa musica dei voci, dei quattro voci, e dunque sa. Però ecco, mi sta contenti delle muse. Sì, muse si occupa di musica a 360 gradi, quindi gli studenti che vogliono fare musica di qualsiasi genere prenotano, si iscrivono a soluzione muse, prenotano e quando vogliono bene. Chi si fa una lezione pianoforte, batteria, strumentale vari, insomma. E sta aperto a tutti. Cali si sia musica. Dopo una cosa, in noi, questa musica si bifidi, fendi pratica, ma i studenti e tutto. Vedi, su presidente di questo sozio, è Ignazio Macchiarella, che è professore, docente universitario della facoltà di etnomusicologia, dunque studia tutta questa musica dei sagenti, dei suoi popoli, di ogni sia luogo del suo mondo. E dunque in Cuni si studia e noi si fa questa pratica. Che fa questa pratica? Certo, io collaboro come ex universitario pure, no? Che questo sta aperto a universitario e ex universitario. Ma io quando ho presentato questa trasmissione di oggi, appunto, tu fai il diadero su un montone di cose, con su canto, tenisi il coro polifonico, tu e tutto, sei maestro ma sei cantori. Poeta sei busincu e dunque con su canto a traggio de Bosa. Sì, io sono nascido come cantatore a traggio. Ho cominciato a cantare nel 72 e da sola non ho mai smesso di cantare. Per esempio ho cantato e come in Bosa teniamo questo bello sozio che si occupa del canto a traggio. Cantiamo tutte le schidas in Sasa de Nostra, che è una specie di zillerica aperta a tutti, la gente entra, noi cantiamo. Abbiamo cercato di tornare a un ambiente, un luogo in cui si va a suo canto a traggio nasce in sozzilleri. Sì. Beste pure su sacro, chiaramente, se da santa la continuiamo dalla vaga, questa è una cosa importante. C'è una confradia, in sei in una confradia? Sì, questa confradia però su coro non è come te cacchiatterei, noi sì, cantiamo, poi chiediamo solo sul canto in Sacchi da Santa. E poi che si capita da qualche intero, qualche sposalizio, qualche festa importante, cantiamo pure la messa. Però cantiamo in Silleria ancora, e poi poi pure l'opportunità di creare su canto nostro in fuori del mondo, quindi bisogna fare concerto spuro. Una cosa che mi voglio domandare, in noi, in questa sede de muse, vosato di Tavadesi, ogni gira si biesi, due volte a assaggiare, come funziona? Poi su canto, lo vediamo una volta a Sachita, su l'Unisi, da Salbattero a oltranza, senza canto di Morgana. Ma punti tutti gli studenti dell'università o ci punti invece? Sono quasi tutti studenti dell'università, però insomma se qualcuno tiene piacere, noi sì che lo ragazziamo. No? E sto per tutto questo che vogliono imparare? Principalmente è indirizzato all'ambiente universitario, questo sozio nasce in un ambiente universitario. Ecco, narravo questa puntata di oggi, questa puntata del Maistus, è stata fare uscire commenti oggi, si fa lezioni, si canta a quattro voci, ma prima di arrivare ai gusti, intendi i commenti, lui vai a lezioni con il picciocco, con i scienzi, cosa tua. Contami invece se tu i commenti hai imparato, cioè, questa generazione cosa tua, commenti che imparata a cantare a quattro voci e poi ti scioperata una dei quattro batti. Allora, si impara e si imparia a origine. Questo è un canto che si impara da origine, cioè tu puoi imparare solo a ascoltare e tu andavo giustamente a baidente, che tu per dire come te canta, come ti esposto il cantatore quando canta. Questo è importante, la postura del suo cantatore quando canta, quindi tu puoi ascoltare e abbaidare, ed io che ho imparato. Nel momento, la prima volta che ho cantato, già insomma, su sono lo tenia intro, che comunque da piccino te l'ho per esempio inteso il canto, in Chiesa Santa, Dio via Cricchetto, Mammento, mi ci appieno a questo cantatore, e quindi da piccolo questo giorno che pensavo a intro, ma come tutto il piccino della generazione mia. Poi quando ho cambiato boga, poi ho fatto la Montesau, che non ero adolescente,
poteva tenere bindi che 6 anni, mi sono avvicinato a Augusto Albezzo, che cantina, che poi non fu manco tanto ezzo, poteva tenere barante che in bagno, no? Noi lo consideriamo il bezzo, però. Cioè, che noi giocando noi a 40 anni si va a bezzo, grande sbagliatore. Manco male non è più di aici. E quindi come mi ho parlato, mi ponia vicino a Savo che mia, a Savine cantante comprende se bene o male di poter fare. Tu sei come? Io nasco come te boghe, chi a Bosa linara una tenore, vero? Non boghe. A Bosa sa il boghe sul basso, contra, tenore e contralto. Che di adesso, su corrispettivo devo cantare a tenore, no? Basso, contra, boghe e mesuogo. E poi ho cominciato come te tenore, quindi come te boghe. Mi ponia a fianco a su mastro mio e scurtiamo, non comprendiamo anche tenariana. Questo un miserere, immagini. Già lo fai una solo dosisso, immagina Dio ti comprendia Deo. Quindi, però, andi a monosillabi, piano piano, però poi mica mi trovo sorriso a sparare. Sono mica tu mi trovo prima entro. Poi piano piano mica tu mi trovo a sparare. In giro di 2 o 3 anni, tocca dallo maturare su canto. Abbiamo fatto il primo concordello nuovo. Quindi abbiamo cominciato a cantare in battolo, giovanello, e non siamo attribuiti pure a fare qualche stile a Sassola. Ma sono bello scontento, comunque, insomma, adesso fa piacere che allievo si solo, poi comunque andiamo avanti. E quindi poi dopo seguito a andare avanti con Issos, ogni volta che non ci abbiamo in Bosa con un amico scantiamo. È comodo in questo. Ma questa cosa che ti volevo domandare è scusa. Tu in Bosa cantasta e cantasa a Concordo, a Tragio e tutto canto. In noi invece si studia su canto a 4 voci, ma de galisi sia modalità di canto. Ecco, dunque questa l'idea nostra, chiaramente, in noi l'ambiente è diverso da Bosa. In noi questo studente che non comprende come funziona, non tiene questa fortuna di tenere cantatore come sta dentro Deo. Certo. Quindi poi in Castello, sa didattica, tra virgolette, sa didattica è completamente diversa. Tocca a cliccare modos che potranno andare bene. Questo studente, questo spicciocco che tiene in gara di imparare, che tiene questa curiosità. Però noi imparano a cantare a Tragio o a Concordo, imparano a conoscere, spiegami da bene questa cosa. Allora, l'idea è di fare di cantare a battolo in generale, quindi non solo canta a Concordo, quindi partiamo da questa idea, partire da prime forme di polifonia medievale. Falso bordone, altre pure in realtà culturale, tipo che ne so, Corsica, Georgia. Ah, bello. Cioè, l'idea, scusa, è comunque andare in un altro mondo, ma non può andare poi a fare concerto, a scimmiottare, no, conoscenze, no? Può comprendere come funziona, può comprendere, l'idea nostra è scusa, comprende come funziona. Io sono andato a fare questa lezione come carriera teorica dell'etnomusicologia e noi cerchiamo in qualche modo questa pratica di comprendere come funziona. E noi con questa trasmissione, maestro, teniamo proprio questa bella grosità, ho usciti commenti nascenti di questo scanto, commenti in maestro si contanta a esistenze e tutto canto. Dunque da tu mi fai intendi commenti comincia da una lezione, o ti doppesti fai oi. Dunque, e dunque devo dire lasso a tutto questo giovane se non scetti giovanissimo e dunque fai si intendi commenti che traballare come te va che mi si spiega come te va devo magari fatta avvicinare sì fai tutto tu questa scuola è cosa tua e ti succede ti fai arrivare sul microfono. La prima cosa da narrare quando si comincia è che gusto è un canto che anda d'accordo, ok? Si anda d'accordo e si anda da un accordo ad un altro. Possono essere 3 accordi, 1, 2 e 3. Spiegata e che si cala, spiegata e si cala. Può cominciare, devo cominciare sempre con uno solo che siede su Matteo tutto. Delle 1, narra, no? E tribaglio sopra della vocale. Quindi potrebbe essere o a o, o a o a o, solo questo, che tende a mantenere questa mattessi
frequenza, se su mattesse sono, cambiando la vocale, senza cambiare suono, ok? Quindi, oh, vai. Oh, poi potremmo fare qualche cosa in più e faremo pure lo sabbellimento, la ornamentazione della vocale, se no quindi potrebbe essere ognuno la può girare come te chiede. Torniamo a fare. Una volta che abbiamo fatto un suono, cominciamo a differenziare salboghes e cominciamo a differenziare su bascio, un sao che chiamiamo la oche, no? Se chiediamo fare dente di canto a concordo in questo caso, se fare dente di canto medievale, abbiamo chiamato in un altro modo, se fatto fai da vaso bordone, come abbiamo fatto altre volte, abbiamo chiamato in un altro modo. Dunque faremo entrare dopo su bascio, uomo che canta da sottava sopra la oca. Abbiamo fatto su bascio e poi continuare a fare questa stessa oca. Vai. Che deve girare pure questa nota. Fatto questo, potremmo porre la contra che canta da la quinta nota sopra il basso, no? E poi fa chi deve sa senza voler ancora sa che acutta. Poi potremmo usare un'altra nota che deve essere la nota della misura. Ok. Vai. Perfetto. Come che il cade deve girare una cosa a nota, non troppo fissa, e faremo un usarti. Dai no che pigliamo un'altra nota. Quindi ci rendere la nota per renderla. Ok. Su in suo canto a battere, che sia un codo, che sia altra cosa, sa bellezza este che facendo questo passaggio da un accordo a un altro può succedere un mare cose. Non è solo come su pianoforte, bom, bom, ma este che può narrare la misura deve calare dopo. E quindi la che tocca aspettare. E adesso un altro accordo di tensione che emoziona e prepara l'accordo sull'ultimo. Quindi come proviamo a fare questo esperimento? Che due cala primo di noi. Ok? E questo è un modo per fare una variazione, soprattutto raccolto. Ma sul mondo del canto a concordo è pieno di queste cose, ma non solo sul canto a concordo, pensa a un'altra scultura, succede queste cose. Se la sul canto giargiano, bisogna un mare di ornamentazione, che improvvisano proprio durante la performance in italiano, improvvisazione durante la performance. E questa è una bellezza che permette a tutto lo cantatore di dare qualche cosa di noi ogni volta che cantano. E infatti su canto, a battobocca tradizione orale, su mattese canto è sempre diverso ogni volta che si canta. Come faremo? Tre note. Parto del basso.
abbiamo tribagliato super tre raccolti. Come? Super questo tre raccolti. Senza andare a disturbare cantos di qualche comunità importante della Sardegna. Noi, super gusto, noi possiamo inventare una cosa nostra, no? Super tre raccolti. Quindi possiamo alleare un Estaban Mater, come tedesto, vogliamo un Estaban Mater, e che camo deve ribagliare? Un vago di Vasso Bordone, quindi Vasso Bordone si intende una prassi vocale in UE, metà sillaba sono cantata sopra su mattessi accolto. Quindi facciamo un vago di Vasso Bordone, un vago di entriamo un vago sull'imbazzo più sardo, e facciamo un miscuglio di questa cosa. E vediamo se tendesse da pizza, no? Potremmo fare stabat, con staabat, pigamos e calamos, respiramos, matter lo potremmo fare contro il notas e serramos, un po' come, no? Quindi potremmo fare stabat, poi super gusta, facciamo proprio un ribattuto dolorosa, oppure possiamo fare dolorosa. Non so se mi avete compreso. Proviamo, quindi di adesso staba mater dolorosa. Solo gusto. Se non me la facciamo, la dobbiamo fare. Generalmente in suo canto nostro è sempre una pesata. Questa pesata non la dobbiamo fare sul basso. Dolorosa. Una cosa che potremmo variare, queste due, quando facciamo rosa, mi gira su ti capi cosa vicino a isso, e non li aspettiamo. Ok, poi vado a fare do, lo, do, vai. Do, lo, anda bene che hai pure, che mica sa lo, anda bene, troviamolo a fare, che li stabilizziamo, vai. Facciamo sta bammata dolorosa, sta bene se l'abbiamo compreso. Poi, se qualche cosa è invariata non c'è problema, sta bene tutto. Parte che lo raccolto, lo sia bello, lo accordato. E che bisogna sintesa fra noi, ok? Per gusto poi dobbiamo continuare e fare degli juxta cruce lacrimosa. Falso bordone.
Giusta croce lacrimosa, tutto uguale. Tu potresti pure qualche volta piegare ogni tanto quando vieni bene. Prova, vediamo che ti succede. Giusta croce lacrimosa. Potremmo fare pure una cadenza finale, no? Quando arriviamo a mo, lacrimo, tutto uguale, sì. Cioè, giriamo su sa O. Vai. Io sta croce lacrimosa. Un'altra volta, vai. Io sta croce lacrimosa. E finimmo con Dum pende baffilio. Dum pende baffilio. Semplice, semplice. Dum pende baffilio, do. Dum pende baffilio. E quindi abbiamo fatto una cosa nuova. Sopra un misto fra Faso Bordone e un coro da Sasarda. Si stava è importante in Sardegna, che schimo, perché tutto il bidda si canta da quasi tutto, bidene si stava e su miserere. Proviamo bella questa bella di Aderus di Aderus dei Spantu, sta lezione monosu che non si usa abituato a intendi come nasce un canto, ma questa cosa che mi voglio domandare, intanto questi tre giovani, tanto tempo che fonti profendi con tu, cioè bravo mi pare, dunque quanto tempo è che provano, come è questa cosa? Io sto con me, io sono due, qualche altra volta sono bene da ora, quindi dopo perdita, però come in questo a Musa sono tornato da quando abbiamo salvato, adesso non lo conoscia, però insomma abbiamo fatto una lezione, quindi certe cose sono già entrate dentro di esso. E quindi sotto sono che arrivano a Chirco dello Stibagliare Gai, partendo da cose molto facili, vocale, dopodiché insomma cominciano a entrare pure in tutto questo che può essere la variazione del suo canto. Cioè, la bellezza del suo canto è che ogni volta ognuno può fare qualche cosa di nuovo. Infatti è ovvio che saprò più infatti come se lo troviamo a fare, certo, si fa completamente differente. Completamente no, ma qualche cosa cambia, una cosa. Noi sicuramente ci funti non c'è voci di omminis in questa scuola, ma femmina 78. Questo canto è canto omminis, no, questo lo so intendo un po'. Ma il femmina si è avanti invece, poi c'è una, mi pare che adesso di entrare e poi di entrare, si vuole, fate tutto in diretta, bene, poi devi entrare, poi da punao, e dunque ti tocca da dove vai, e ti sei singolo, ti sei vieuso, sì, ma ai femmine si fai sprovare come funziona, o devi di scetti ascoltare, comprendi come funziona il suo canto? La questione è scusa. In Sardegna dal volta è delicato per dare questo canto per la femmina. Su canto è maschile, su che è stato tramandato a noi in Sardegna. Certo. Però, ripeto, noi non facciamo solo canto a concordo, noi facciamo finza altro, cerchiamo di fare altro canto, noi bisogna femmina scusa. Poi cantare a concordo comunque, essendo che sono studenti, poi comprende questo canto, non certo. Basta di studiare solo libri. Certo. Tocca la bibona salmano sa intro, la soriggia sa intro, sa boca intro. E dunque devo fatto cantare sa spuro. Poi noi non hai,
in noi non è che si impara a cantare quando andai a fare concerti. Assolutamente no. Si impara a cantare, poi conosci con mente strutturata su canto. Esatto. E dunque, profiti, uomini o femmine, sa proprio cosa, perché si importa, la cosa di importo è che si pianta con mente formato su canto. Potremmo pure fare una prova. Te ne usa ancora per qualche tempo, su dunque se tu si fa sentendo un'altra profittetta e poi sarà su mancare arriva su presidente e tutto e domandava su una cosa a suo cuore. Facciamo un esperimento con Salvo che lo femmine. Bello, sì. Si intende in Tigana. Vabbè, potranno durare Carlo e Stefano e poi venire Irene e Giulia. Allora, come ti facciamo? Facciamo che busi, tu è basso, tu fai che scontra. Aspetta, tu fai che il boga e tu fai che il mesuro. Ok. Facciamo come abbiamo fatto prima. Cioè, facciamo prima una nota uguale per tutto. Chi potete essere? Oh, boga di petto, eh? E facciamo ottava. Quindi adesso boga e mesura. Vai. Benissimo. Tu fai questa contra. Intendiamo basso, boga e contra. Vai. Benissimo. Siamo sloga. Una terza sopra la sauga. Vai. Facciamo questo passaggio a Saccoldo che basta sopra di gusto. Sasa trasigini, no? Anda. Come che cade da inghiriare una cosa a notte, se non la fa che è tutto fisso, che cade la tornare. La primo due e tu poi aspettate. Quindi facciamo una anticipazione della misura che cala da bocca. Intendiamo l'accordo di tensione che si fa. Però picchiamo come. Ok? Vai. Sopra. Perfetto. Come faremo tre note come abbiamo fatto prima con questo esperimento con Salvo che è maschile, no? Che dei due devi ingiriare la nota e se per la pizzicata sei pure a fare il ritardo di anticipazione, cioè magari che cala prima Isa, dove aspetta, poi aspetta che cala tu vai. Ok? Vediamo. No, aspetta. Tre note, vai. Bene, prima abbiamo fatto un'ista bambatte, come proviamo a fare un miserere. Un miserere pure è importante in Sardegna e non solo. Il miserere lo facciamo in varie culture, in altre nazioni, lo facciamo in musica sacra, musica colta tra virgolette, quindi musica medievale. Ok, proviamo a fare del miserere.
Cominciamo con un recitativo, quindi proprio lo faccio a bordone. Miserere me Deo, semplice, do al notte, sa. Miserere me Deo. Tu potete separare, potete fare una contraffissa oppure che potete spiegare con il separa due come te fare, non ti danno nulla te. Vai. Strada della fare, devono abbonare un drago, no? Quando potete comprendere, sì, calare con sa I e con sa D. Come, questo lo volevo fare da Biden, poi si comprende come si fa, ma I, D, basta una oggiata per comprendere che in te che non fa che sono usate. Provate a via, se voi comprendete. Sì. Decidete voi. Perfetto. Potremmo andare avanti allo finire su miserere. Dunque, no, visto che noi puntiamo su cosa di adesso conosco, su di spanto, di conoscere e tutto quanto. Devo ma polli, mi pongo a bene adesso e tutto. E ma polli serrai questa topio de oi, questa puntata de oi. E poi questa cosa mi ha fatto pensare che in tanti in musei cominciano a conoscere bene questo canto, che cantano di concordo, sui cori e tutto quanto. E questa formazione, sicuro isso non andano a fare concerti su come te now, ma teniti però questa conoscenza e so riga allenare, dunque se quando intendi isso su un concerto, una formazione di concordo o cali sia proposta musicale a quattro voci, e sono punti poi che stanno con i cantatori, si intende questa cosa, e dunque sul livello degli ascoltatori è mera prosalto di questo che questa conoscenza che vuole essere sa mia o questa delle persone che commenta a me. È proprio giusto. Questa cosa, queste lezioni, da sfadesi scettico su canto a quattro voci o su canto poi esatta forma di canto tradizionale che ci punti in noi, tipo posso pensare su canto a chitarra o a altre cose di canto. L'idea è stata fare altra cosa pure, però stiamo tornando a cominciare da dopo Covid, quindi questa è una cosa proprio che in 6 mesi che stiamo sbagliando, però l'idea è proprio di fare da altre cose pure. Bella questa. Quindi, ma queria sottolineare che erano due, cioè questi sono studenti, sono scienze di tutte musicologia, quindi andare a studiare questa cosa, quindi ad andare con la consapevolezza di ascoltare. E poi l'idea è pure dello stimolare andare a intendere questo cantatore in salvita di solo. Voglio comprendere, l'idea di comprendere un canto così, non lo posso fare solo in no, che lo posso studiare teoricamente, dobbiamo studiare los accordi, però voglio comprendere per andare a niente. E bistare con questo cantatore, cosa che già sono cominciando a fare, l'altro dia venimmo in attoio in Santo Lussurzu, mi da un codo che cantiamo sul miserere e su vivuno. Hanno ascoltato con attenzione, hanno compreso sicuramente meta di più rispetto a chi non ha fatto il suo tribaglio comunque, di buone salmano, sa soriggia, suo corpo, dentro.
Bene, bene. Su di Baglio che si fa del 9 è scusto. E questa è una cosa di adesso spantosa, conosco, dunque ho fatto bene a Benny noi, devo dare grazie a tu, do grazie a tutti, su sozio de muse, poiché mi adesso brancio a intendi su presidenti, su professor Macchiarella, ma mi pare che adesso sto impegnato con un'altra cosa, sì, presentazione di in Castello sempre troppo cosa da fare, dunque non c'è questa cosa bella che con questo abbiamo questionato in sardo e in siciliano, poi di questa regione a Ribada, e dunque è cosa bella, però io attendi tempo e modo di ascoltare, di intendere, di intervistare. E poi ti do grazie a Issu, do grazie a tu, a tutto questo bello giovane, che appunto studiando con tu e tutto, e ma volli serrai con un'altra cosa, che tu si fa, proprio un'altra lezione da, poi fai intendi una cosa che Issu si ascolta, ta prova, e tutto canto, con questo canto serrao sa torniamo da continuare gusto. Un momento lì tu, noi ci salutiamo. Grazie a tutti, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato e poi serrao su questa topio di oggi, questa puntata di oggi dedicata ad 8 su canto a 4 voci con Gigi Oliva che è un nao, io sono il maestro noi, ma in tante altre formazioni di coro polifonico, 78 è cantore in Bosa e collabora sempre con l'Università di Castello e oggi con questo sozio e tutto canto. Troppo bella cosa sto dunque, grazie a voi. Sì, e dunque serrao su con vosaltro. Ok, andiamo da davanti, veniamo secondo magna, misericordia tua, mi serramo con questo. Ma lamentate se mi sarei idea come te l'hanno fatto. Secondo magna l'abbiamo fatto, no? Secondo magna misericordia tua, secondo magna misericordia tua. Che cende de inghiriare la notte, se deve fare qualche ritardo, qualche anticipazione. Insomma, giocando fra voi un salvo. È chiaro che sarà una volta che la varite, lo stiamo improvvisando proprio, però qualche cosa l'abbiamo già fatta, quindi potete esercitare a fare qualche cosa che non sia solo accordo. Okay. Secondo magna misericordia tua, sarà magari. Secondo vai. Secondo magna Un'altra volta, più sicuro. Anda, vai. Secondo magna Mi raccomando che quando che cade, se racconto che cade, qualche altra cosa che suona. Andà bene? Me la vaghetta te la fai tutto da noi, miserere Dio. Miserere. Gai pure. Beh, se qualche cosa estemporaneamente nuova andà bene proprio. In parte che ne stonetta. Vai.
Bravissima. Voi cosa ne narra quindi adesso 70 metri di views, vero? Magari poi non firmiamo perché. Grazie. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.